Con Matteo Fattorel parliamo del finale di stagione del Vittorio Veneto. Allora Matteo, prima squadra, juniores, under 15, è stata un'annata eccezionale comunque. Sì, è stata un'annata davvero molto importante e molto entusiasmante. Partiamo dalla prima squadra, abbiamo avuto un inizio di stagione complicato, parecchi infortuni fino a novembre, parecchie giocatrici che sono state fuori troppo tempo, poi quando finalmente siamo riusciti a ritrovare tutto il gruppo intero, lavorare bene e poter contare su 22 giocatrici, tutto questo è venuto molto più semplice, c'è stato un ritorno di stagione strepitoso ed è quello che poi punteremo a fare dalla nuova stagione fin da subito e abbiamo lavorato appunto per capire le problematiche degli infortuni e quant'altro e abbiamo lavorato bene. Ecco. Per quanto riguarda gli juniores abbiamo avuto un campionato altalenante, fatto di belle prestazioni positive e altre prestazioni magari un po' sottotono, però in tutte le categorie siamo sempre tanto giovani e ci sta anche questo. E con le giovanissime abbiamo affrontato un campionato molto importante, molto tosto contro i maschi e devo dire che insomma i risultati si vedono, si sono visti anche questa mattina, nonostante i risultati, ma davvero un'intensità, un giocare e poi insomma i complimenti fanno piacere e devo dire che abbiamo sempre preso i complimenti e quindi questo vuol dire che stiamo lavorando veramente bene. Ultima domanda sulla prima squadra, è stato centrato l'obiettivo playoff, non si faranno per la vicenda nota dei punti tra la seconda e la quinta, comunque il Vittorio Veneto questa puntava inizio stagione, ci è arrivato meglio dell'anno scorso sicuramente e il prossimo anno sicuramente il Vittorio Veneto cercherà quantomeno di centrarlo in pieno. Sì, appunto l'obiettivo era quello di centrare i playoff. In classifica noi ci siamo arrivati, purtroppo c'è il problema dei punti e non entriamo, però sì, il prossimo anno sicuramente l'obiettivo minimo deve essere questo. E vedendo le ragazze, anche il dispiacere di oggi, che nonostante tutto insomma, erano molto dispiaciute, credo che siano d'accordo con me e con la società, questo deve essere. E sotto dobbiamo continuare a lavorare, far crescere più giocatrici possibili, portare a casa più giocatrici, far iniziare e far vedere la passione, l'entusiasmo e tra l'altro in settimana usciremo anche con le date del camp e questo deve essere l'obiettivo, continuare a lavorare perché anche quest'anno, come dicevo, abbiamo sempre giocato quasi sotto età e in prima squadra hanno fatto l'esordio parecchie giovani anche del 2009. Nella juniores qualche settimana fa ha fatto un esordio anche una 2010 e quindi molto positiva la stagione.